Ora il Pico dall'altra parte con questa bella conclusione. E può volare dall'altra parte il Seregno con Cirino per Piazza. La 4% Brianzola. Maso, ancora De Tommaso che fa protezione. Esce Siberiani. Mentre a proposito di giovani, il Seregno inserisce Luca Vaghi che invece è 2009. Gol di Enea Pasquale con una bordata da metà pista. Il movimento concede la ripartenza a Giannotti, però c'è già di là Mati Cirino che va in velocità. Cirino! Potenza che chiude molto bene i pali. Attenzione Giannotti. Davanti a De Tommaso, gioca con Cirino. Ancora Cirino che gira, la palla entra, arriva al 3-0 il gol di Mati Cirino, che però riesce ad arrivare da Canosso. Attenzione Cirino, il gancio e arriva il 4-0, ancora Mati Cirino. Mirto con questa gran pallina per De Tommaso. Qui Mirto bravo a fare protezione di palla. Siberiani ancora per Mirto, Tessarolo capisce tutto, è già dall'altra parte. Cirino centrale, la bordata di dritto centrale. Già in occhio per questo erroraccio di Lupi, poi Piazza e arriva il 6-0. È entrato anche Enea Pasquale con Marco Tremolada. Veronica, che giocata e che gol di Enea Pasquale. Segno che si può anche concedere un garbage time di parecchi minuti. Che gol, Marco Tremolada e uno con l'Under 23. Qua Luca Tremolada dentro per Duroni che va subito al tiro da parte di Paltrinieri, è sbagliato e qui c'è il rigore per il Seregno, però doppio intervento. Dai 5:40, palo di Duroni, poi gancio e gol di Andrea Duroni a 3:59. Previsioni per attenzione Reggio che deve intervenire con una parata significativa.